Buonasera a tutti. Innanzitutto chiedo un applauso per i ragazzi di Indipendenza Veneta perché se c'è tutta questa gente il merito va a loro che hanno lavorato 3 mesi per fare una serata come questa. Allora un grande applauso. Voi sapete che facciamo tutto da soli, in questo caso proprio da soli, senza l'aiuto di nessuno. Non abbiamo finanziamenti ovviamente da Roma, mai, e non li avremo mai. E siamo costretti a stampare volantini autofinanziandoci e l'impresa è sempre una grande impresa quando si raggiungono questi risultati. Ringrazio naturalmente della serata gli ospiti, l'onorevole D'Incà e il candidato alla presidenza della Regione Veneto, Jacopo Berti, perché hanno accettato l'invito. Come diceva giustamente il dottor Fioravanzi, noi abbiamo esteso questo invito anche agli altri due candidati, ma dubito che avranno il coraggio di confrontarsi. Il tema è un tema importantissimo del diritto di voto. È un tema sul quale Indipendenza Veneta ha costruito il proprio percorso politico. Sebbene il nostro fine resta l'indipendenza, e assolutamente non parleremo mai di autonomia, sono due strade diametralmente opposte. E mi dispiace, non è che voglio schierarmi subito a gamba tesa contro l'onorevole D'Incà, però per fare qualche cambiamento nella nostra Costituzione serve una maggioranza qualificata del 75%. E faccio i miei più cari auguri al Movimento 5 Stelle, ma per adesso mi sembra che l'osmosi sia da 5 Stelle verso il PD e non il contrario. Temo che questo resti un miracolo e quello che faceva i miracoli è morto 2000 anni fa. Allora l'indipendenza è possibile, ma l'autonomia credo proprio sia difficile, se non addirittura difficilissima. Comunque venendo a noi è giusto anche spiegare perché diciamo no all'autonomia. Perché l'autonomia passa da Roma e si fa un grande errore quando ci si inchina ancora una volta, ci si prostra davanti al Parlamento romano per dire e chiedere in ginocchio ci date qualcosa in più? Ogni volta che esce il bacchiglione i vicentini non sanno più che cosa fare, ci date i soldi per il bacino di laminazione? Beh, credo che questo popolo meriti un'altra dignità. Gli oltre 100 suicidi che abbiamo avuto e sono istigazione al suicidio da parte di uno Stato che non sa governare, evidentemente, figuriamoci uno Stato poi che ha avuto l'indecenza e la vergogna di aumentare l'IVA sul pellet, che serve per riscaldare, volevo dire, e la maggior parte delle stufe a pellet sono state acquistate dagli anziani. Un governo che aumenta l'IVA sul pellet, secondo voi, dai 30 miliardi di residuo fiscale al Veneto? Ma per cortesia, evitiamo di dire scemenze per piacere. L'autonomia non verrà mai data, mai. Autonomia fa rima con bugia. Noi chiediamo solo al popolo veneto che adesso ha, attenzione, noi abbiamo adesso la responsabilità, perché ciascuno di noi deve essere responsabile e portare avanti questa battaglia. Allora il diritto di voto lo chiediamo e lasciamo pure che credano che sia un referendum consultivo, non entro nelle materie di diritto, abbiamo dei grandissimi giuristi qui presenti e non entro a parlare in termini poi magari che potrebbero essere anche inappropriati. In ogni caso mi auguro che tra 100 anni non ci sia ancora la Costituzione italiana e questo articolo 5, perché c'è anche l'articolo 10 che dice che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionali. Allora spero che l'ordinamento giuridico, anzi, italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, perché sarebbe ora di finirla di dire sempre che siamo vincolati a questa Costituzione, che sarà anche la più bella del mondo, ma è sicuramente la più violata del mondo. Io volevo dire anche questo, e come diceva Paolo Sarpi, l'autonomia si chiede e l'indipendenza si esercita. Volevo estendere questo invito anche a qualche industriale che negli ultimi tempi continua a scrivere che non abbiamo bisogno dell'indipendenza, che magari abbiamo bisogno, se non altro, di maggiore autonomia. Ha usato un comparativo. Allora, mi dovrebbe spiegare qual è l'autonomia attuale, visto che non l'ho mai vista.
Quale sarebbe l'autonomia, visto che parla di maggiore autonomia? Le grandi aziende che dicono che non si può fare almeno del Made in Italy, com'è che giustificano il Made in Italy? Perché io, ad esempio, vi faccio una cosa molto empirica, no? Molto terra a terra, ma non per fare il populista, proprio per renderci conto di quello che stiamo dicendo. Sono andato in diversi negozi qua nel periodo dei saldi, in cerca di qualche capo da mettere, di qualche maglione, e ho trovato uno bello che costava 120 euro, con i saldi era scontato al 60, di una nota marca italiana. Poi guardo sotto l'etichetta Made in Bangladesh. È questo il Made in Italy? Avere un ufficetto qui in Italia e portare la produzione dove pago i dipendenti $1 al giorno? È questo che vuole la grande azienda italiana? Il tessuto economico e sociale del Veneto è imperniato sulla piccola azienda e hanno chiuso dal 2008 al 2013 23.400 aziende. In Veneto abbiamo 250.000 disoccupati. E se annoveriamo tra i disoccupati anche i cassi integrati, esclusi quelli di Alitalia naturalmente, e quelli prendono 7.000 euro al mese, i nostri cassi integrati arrivano a malapena a 600 euro al mese. Allora significa che oltre 500.000 veneti fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Questa è la realtà di uno Stato che ha completamente dimenticato il Veneto. Non me ne frega niente poi che vengano a dire, dopo che abbiamo perso 10 punti percentuali di PIL, che c'è finalmente lo spiraglio che si vede la luce perché c'è l'aumento dello 0,37%. Oh, abbiamo perso 15 punti, ma di questo passo in 100 anni recuperiamo tutto, per cortesia. Allora basta, noi non abbiamo tempo da perdere, stiamo costruendo anche con i comuni del Veneto una nuova iniziativa che si chiama AMI Veneto, Assemblea delle Municipalità Venete, e per dare ancora forza alla nostra legge 16, che purtroppo è stata messa in un cassetto da una giunta regionale che l'ha subita, che probabilmente non l'ha mai capita, che non l'ha mai portata avanti. Non hanno fatto una sola delibera attuativa, se non una in bianco, la 1331, giusto per non cadere proprio nel ridicolo, visto che l'hanno votata e sostenuta. E in questo modo allora si lavano la coscienza. Purtroppo è stata messa da parte. A quanti dicono, ma ecco anche Indipendenza Veneta allora che diceva che non si sarebbe mai schierata, che non sarebbe mai entrata nelle politiche italiane, eccetera, 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 ricordo una cosa: se domani mattina viene qua qualcuno con 14 milioni di euro, noi stiamo a casa dalle regionali, ve lo dico, e facciamo subito il referendum. Però siccome non abbiamo questa forza, siamo costretti, nostro malgrado, e il nostro congresso ha deciso, ribadisco il nostro congresso, 300 soci che rappresentano oltre 5.160 soci, di partecipare a questa competizione. E naturalmente auguro al Movimento 5 Stelle di arrivare secondo in questa. Per sintetizzare, comunque, la politica ha bisogno di indipendenza veneta e ha bisogno della chiarezza, della coerenza e della credibilità che abbiamo sempre dimostrato. Volevo anche dirlo, visto che non può dirlo il diretto interessato, che c'è stato un solo consigliere regionale veneto su 226 che ha rinunciato al vitalizio e si chiama Alessio Morosin. Attenzione, siccome c'è stato qualche sindaco che ha detto ma adesso ho rinunciato, no, sono 5 anni e l'ammontare complessivo fa 120.000 euro, che a pensarci bene se li tenevi li spendevamo adesso, ma comunque non importa. Questa è la chiarezza, la coerenza e la credibilità di Indipendenza Veneta, che trovano in Alessio Morosin la sintesi, la nostra punta di diamante, ma tutti i ragazzi che lavorano dalla mattina alla sera lo fanno perché vogliono ridare una dignità a un popolo che è stanco di morire per uno Stato che non capisce nulla, che è lontano da noi, che è lontano dal territorio. E mai Roma saprà quali sono i problemi del Veneto. Noi abbiamo addirittura suddiviso il nostro territorio in tante piccole aree, perché sicuramente i problemi che ci sono a Belluno non sono quelli che ci sono a Verona, che non sono quelli che ci sono a Padova. Allora figuriamoci se da Roma possono capire quali sono i problemi del Veneto. Quanti parlamentari avete visto ai funerali di tanti imprenditori che si sono ammazzati? Io non ne ho visto neanche uno, neanche uno.
Quanti di questi sono mai entrati in una fabbrica? L'altro ieri c'era un bellissimo post, ve lo devo dire, sto qua su Facebook, ha detto Renzi è appena uscito dalla visita di 3 fabbriche italiane, dopodomani rientrerà dalla Polonia. Avete capito? Queste sono le fabbriche italiane che visita, ma la piccola imprenditoria, il tessuto economico del Veneto ogni giorno viene smantellato. E se non lo facciamo noi questo, ricordatevi bene che la nostra libertà non ce la dà nessuno. Volevo ricordare in chiusura le parole di Papa Francesco, non come Papa ma come uomo. E ha detto che il male di oggi, il male grande che c'è oggi nella nostra società è l'indifferenza. Lo dico a tutti quanti voi perché lo portiate anche fuori questo messaggio. L'indifferenza perché sto bene io, tanto per qualcun altro poi ci penserà, o qualche santo sarà, come si suol dire. E invece no, è arrivato il momento di fare qualcosa per noi che siamo più fortunati, anche per gli altri, anche per le famiglie che sono in difficoltà e per salvare un popolo che ha 1100 anni di storia. E allora l'autonomia la potranno fare anche la Puglia e chi vuole, chi sia, ma il Veneto, la storia del Veneto ce l'abbiamo solo noi. 1100 anni non sono 150 anni ingloriosi di storia italiana dalla quale ci dissociamo subito. E a quelli che dicono ma il Veneto sarà poi isolato con l'indipendenza, ma avete mai sentito parlare che faremo erigere delle mura per caso? Arriveremo qui a fare le corte medievali come una volta? Allora non diciamo ancora delle corbellerie. È l'Italia che isola il Veneto con una pressione fiscale del 68,6% sulle nostre imprese che non riescono più a produrre e nemmeno portare fuori nulla. Noi siamo sempre stati aperti non solo all'Europa ma al mondo e non è un problema l'euro per il Veneto, ricordiamolo. I tanti che dicono ma il disastro dell'euro eccetera eccetera. C'era una bella relazione di Bini Smaghi che faceva un'analisi molto, molto pulita e diceva ma i debiti che ha fatto per un'azienda su tutte all'Italia erano dovuti all'euro? Il fatto che la pubblica amministrazione italiana abbia sempre assunto 3 volte tante le persone che servivano per amministrare era dovuto all'euro? Il fatto che invece di assumere per meritocrazia si assumesse invece solamente per clientelismo e perché conosco quello è forse una colpa dell'euro? Il fatto che la Salerno-Reggio Calabria debba ancora essere ultimata è colpa dell'euro? Il fatto che la Sicilia abbia 28.000 forestali contro i 400 del Veneto, anche se scendo nel populismo per qualcuno, ma è colpa dell'euro? Allora finiamola di dare responsabilità che non ci sono. Questo è uno Stato tecnicamente fallito e prima esce dal Veneto, prima si salva. Questo, e lo dico agli amici del 5 Stelle, che purtroppo la politica italiana è un cancro che ha bisogno di cellule nuove e più la alimentiamo dando i nostri soldi, più questi restano lì. Allora, se il Veneto non dà più e diventa indipendente, non dà più i suoi 30 miliardi, 20 di residuo fiscale e 10 per pagare un debito pubblico di interessi passivi sul debito pubblico che non abbiamo mai concorso a fare, allora cominciamo a sistemare anche l'Italia. Allora il Movimento 5 Stelle potrà sistemare l'Italia, prima facciamo l'indipendenza del Veneto e prima viene gratificata anche l'Italia. Questa sì che è propedeutica. L'indipendenza del Veneto sarà propedeutica a salvare anche l'Italia. Grazie.